Nei mesi scorsi, insomma, ci hanno fatto una testa tanta promettendo arrivi di nuovi agenti di polizia, ma sì, arriveranno quest'anno, il prossimo. Raffaele Padrone, le ultimissime quali sono? Ben ritrovato innanzitutto. Grazie, mi scuso anche dell'introduzione al TG che non era la mia serata, però 10 minuti fa ho ricevuto questa notizia. Su 56, 57, le leggo qui con voi, 57 province, quindi questure che vedranno arrivare ben 1148 agenti che escono dalla scuola il 5 di febbraio presteranno giuramento e il 12 saranno assegnate alle questure. Bene. A Pordenone, su 5 scuole, tra le altre cose ricordiamo, stanno facendo il corso a Trieste, 290 agenti nuovi, Vibo, poi abbiamo Peschiera del Garda, Alessandria e Spoleto. Bene, da queste 5 scuole, 1148 agenti che escono. Era dal 1990 che non c'erano agenti nuovi, perché abbiamo sempre avuto agenti che subentravano, entravano perché avevano fatto servizio di leva. A Pordenone promesse dalla politica e dall'amministrazione nostra, dal nostro dipartimento, che per febbraio ci sarebbero stati alcuni arrivi, forse in una mano si potevano contare. Bene, 10 minuti fa notizia: Pordenone non rientra nelle questure da assegnare. Io a questo punto veramente spero che il TG lo guardi non solo i miei colleghi, ma che lo guardi il Dipartimento, che lo guardi chi si era interessato e vada a protestare. Cioè, forse sono stati presi più in giro loro che noi, che dicevamo ma non credo potessero, ma forse, però anche l'ultima volta le istanze ma io auspico che chi è andato a protestare, anzi a chiedere, oggi vada a protestare. E questa è una notizia che uscirà sicuramente domani nella stampa, è arrivata 10 minuti fa, ho avvisato io i nostri uffici competenti, quindi una cosa da vergognarsi, cioè veramente o hanno preso il Friuli Venezia Giulia per un'isola o una colonia austriaca, andremo a chiedere a chi? Al governatore dell'Austria, agli uomini, non lo so, al Carenziano, sì, non so, cioè da vergognarsi, cioè in una Pordenone, in una provincia di Pordenone, che senza contare le specialità, senza contare i colleghi della stradale, della polizia ferroviaria, dello stesso servizio delle telecomunicazioni, aumenti di droga, l'hanno detto sia i colleghi di Carabinieri sia che il nostro questore nelle conferenze, aumenti di furti, cioè non gliene frega niente a nessuno. E quello che mi dà fastidio è che anche la politica ha portato avanti questo pacchetto dell'interesse nella giustizia, nella sicurezza, cioè veramente sembriamo di essere tornati indietro quando si andava a far asfaltare le strade perché sicuramente c'erano le elezioni. Questo sta succedendo nel nostro territorio. Guardate che è grave, perché la questura di Pordenone ha un ammanco di persone e che ogni anno e ogni mese vanno in pensione, è vergognoso. In tutta Italia sono 2000 al mese che vanno via. Il ministro ha fatto delle promesse, benissimo, ma se la gente esce dalle scuole, non viene a Pordenone, ognuno, scusate, guarda all'orto suo, e questo è il problema. Questo allora quindi dimostra che a Roma non contiamo nulla. Ma sicuramente, chi ci rappresenta a Roma conta ancora meno. Ma guardi, perché io posso prenderla, io posso guardarla dall'aspetto, lei fa parte dell'amministrazione, fa parte del sindacato di polizia, tra le altre cose il terzo sindacato in Italia, benissimo. Allora io dico, la politica qui sono passati, se andiamo a guardare le registrazioni, da qui sono passati tutti a dire che sarebbero arrivati. Allora, visto che vi hanno preso in giro, cari politici, andate a protestare se avete le palle. Ecco, più chiaro? Palese di così non poteva essere. Quello che farò io, ma quello che dovete fare voi. Non credere alle favole. E qualcuno sbandierava l'arrivo di questi agenti a febbraio. Adesso non sappiamo perché, ripeto, in questo decreto sicurezza si parla di
di 10.000 uomini, ma forse 3.000 in ripescaggi di gente che è ferma, perché sappiate che c'è gente che è ferma da anni, che ha già vinto il concorso, che lì ferma. Cioè, questa è la gravità della cosa, e non ci sono mai soldi per la sicurezza. E poi in campagna elettorale, sono sicuro, e vedete, ascoltate, e l'avete ascoltato, si parla solo di sicurezza. Cioè, io non lo so. Scusi, hanno trovato i soldi per reddito di cittadinanza e i soldi per la sicurezza no? No, assolutamente no, non vanno, cioè non si spendono soldi per fare un concorso. Questa è la vergogna. Bene, anzi, male, ne approfondiremo ancora questa situazione. Intanto, insomma, grazie. Non era previsto questo intervento, ma giustamente da amico di questa emittente televisiva, Raffaele Padrone ci ha fatto giungere proprio puntualmente il messaggio che le era giunto una decina 10 minuti fa. Ecco. E abbiamo ciò che ci meritiamo come sempre. Grazie ancora a Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. Grazie ancora per essere stato con noi. Abbiamo l'ospite, abbiamo il servizio, adesso che ci arriva direttamente dal Veneto, perché l'allenatore di cui abbiamo parlato l'altro giorno è stato stroncato da un malore in campo a Prammaggiore. Giovedì l'ultimo saluto a Vincenzo Bellino.